Mi chiamo Micaela Vargiu, sono nata a Milano e sono di origine sarda, mio papà è sardo, mia mamma però è veneta. Per tanti anni ho deciso di vivere a Milano, poi 10 anni fa mi sono trasferita qui in Sardegna e ho deciso di realizzare borse e accessori con i tessuti sardi che vengono abbinati ad altri materiali. Le borse vengono realizzate con i tessuti sardi che sono fatti a telaio nei paesi dove vengono prodotti qui in Sardegna. Io li abbino, piace abbinarli ad altri materiali come pelle, sete, cuoio e parti metalliche. Realizzo diverse collezioni alle quali do un nome prettamente sardo e ogni collezione ha un nome e un numero progressivo e non vengono mai realizzate con gli stessi abbinamenti di colori e con gli stessi materiali, quindi sono proprio pezzi unici. Ho il negozio a Cagliari che ho aperto da settembre, è un laboratorio boutique dove praticamente mi piace guidare la cliente nella scelta di una mia borsa e poi lei la può realizzare con i tessuti scelti da lei, quindi personalizzata, con le iniziali all'interno, quindi sono proprio pezzi dedicati alla mia cliente o alle mie clienti. Per me essere artigiana significa avere una giusta connessione tra l'intelletto e la manualità, quindi mi dà la possibilità di realizzare quello che io desidero, come lo desidero, perché so che poi riesco a trovare la persona che può apprezzare quello che io realizzo e sicuramente l'artigiano si diversifica dal contesto storico di adesso che siamo tutti omologati, siamo tutti uguali, tutti con gli stessi schemi, stessi colori, addirittura i profumi si creano in laboratorio, quindi l'artigiano ha la possibilità di essere libero nel decidere che cosa vuole fare.